Insieme con la plupart dels stadis della UE, tutta la Svizzera per il territorio da Schengen. Schengen è una rete da sicurezza. E per questo territorio possono persone viaggiare senza controlli da confine. Per cui vengono i confini esteriori controllati sistematicamente. Per questi controlli vengono i stadis pertucciati sostenuti dall'Agentura Europea Frontex. Frontex viene attualmente amplificata. Il Parlamento ha deciso che la Svizzera partecipasse a questa amplificazione. Contro cui si viene fatto in referendum. Per il Comité de Referendum è Frontex responsabile per la politica di migrazione violenta als confins europei, a cui ne dasci alla Svizzera becce a partecipare. Da ci si tratti in dettaglio. Al territorio di Schengen appartiene la grande parte dei paesi della UE, sco la Norvegia, l'Islanda, il Principato di Liechtenstein e la Svizzera. Din stadi da Schengen en lauter pon personas viaggiare senza controlli da confine. Per la protezione dels confins exteriors en responsabels ils stadis pertucciats. In caso di basegn vengono els sostenuts dall'Agentura Europea per la Guardia da Confin e da Costa Frontex. Per esempio, nel combatto contro la criminalità internazionale, sco contrabbanda con migranti, commerci con drogas o terrorismo. Frontex guida els stadis in connex con la registrazione di migrantes e migranti e sostiene els stadis in connex con repatriazioni da persone che stanno abbandonare il territorio di Schengen. Frontex ne prende però una ginas decisioni di spedida o d'asil, quai è l'incombenza dels singoli stadis. En il rom da sias aczions sto Frontex observar ils drets fundamentals. Suenter la crisi da migrazione dell'anno 2015, ha la UE deciso amplificare Frontex. Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono che la Svizzera partecipasse a questa amplificazione. L'anno 2027 deve Frontex poter mobilizzare fin 10.000 persone. La Svizzera partecipasse tut tenor la situazione als confins exteriors con fin 40 persone. Con l'amplificazione aumenta il budget da Frontex. La Svizzera partecipasse a questo budget con una contribuzione fixa. L'anno passato la Svizzera pagava 24 milioni di francs. Tenor le calcolazioni attuali dall'Uffizio federale della Duana e della Sicurezza dels Confins, pagasse la Svizzera var 61 milioni di francs l'anno 2027. L'amplificazione rinforza la protezione dei diritti fondamentali. En l'avenir dovem clarament da pli observadres ed observaders independents dels drets fundamentals survegliar les activitats da Frontex e prender mesures in cas da contravenzions. Se la Svizzera refusa la riforma, rischia ella da venir escludida dal territorio da Schengen e dalla Convegna da Dublin davarts la collaborazione in la domena d'asil. Il Comité de Referendum argumentescha che Frontex sia responsabile per violenza, miseria e mort als confins exteriors dell'Europa. Frontex partecipescha, per esempio, ad expulsions illegales da fugitivas e fugitivs, ad uscenumnats pushbacks. Frontex ignorescia violazioni dels drets umans e vegna tutina amplificata massivamente. Frontex survegna con quai in armada da 10.000 guardias da confin con acnas armas, drones, bastiments ed avions. Il Parlament veglia aumentar la contribuzione della Svizzera sin 61 milioni di francs fin l'anno 2027. Ci che prende a serius la protezione da fugitivas e fugitivs na possia bec sostenere quai. La Svizzera è nel centro dell'Europa. Per il Consiglio federale e per il Parlamento dipende la sicurezza del paese decisivamente dalla situazione als confins exteriors del territorio da Schengen. Frontex sia importante, ma grazie a controlli sistematici als confins exteriors possono ins viaggiare e vin avanti liberamente per il territorio da Schengen. E sia in l'interesse della Svizzera da condecidere in connex con Frontex. Quai vaglia per la protezione conseguente dels drets fundamentals da migrantes e migrants. Se la Svizzera refusasse l'amplificazione da Frontex e venisse escludida per via da quai della rete da sicurezza da Schengen-Dublin, avesse quai conseguenze gravantes per la sicurezza, per ils fats d'asil, per il turismo, per il traffic da confin e per l'intera economia.
Per tutti questi motivi recomandano il Consiglio federale del Parlamento d'accettare l'iniziativa.